Dai tassi usurai di una società di recupero crediti ai 75 milioni di euro nascosti al fisco dalla City Insurance, illeciti sui quali si allunga lo spettro della malavita organizzata. Esempi concreti di come mafia, camorra, 'ndrangheta e Sacra Corona Unita non siano solo appannaggio del sud d'Italia. La mafia arriva anche al nord e si insinua nei palazzi della politica, come titola anche un articolo apparso questa mattina sul Fatto Quotidiano. La 'ndrangheta al Pirellone, sede del Consiglio regionale lombardo, non finisce più. A peggiorare le cose è arrivata anche la crisi. La Sacra Corona Unita a Treviso, si legge da un articolo apparso sul Gazzettino di Treviso il 27 aprile del 2011, starebbe approfittando della crisi economica per investire nel mattone, nelle imprese edili e negli allevamenti. Niente pizzo, niente violenze, ma affari. Purtroppo la mafia oggi non è più costituita da personaggi che vanno in giro con la coppola o con la lupara, ma sono i nuovi colletti bianchi che naturalmente ben si mimetizzano nel nostro tessuto sociale e quindi sono praticamente invisibili. Come tra l'altro è stato poi anche verificato dagli inquirenti, dalla magistratura, arrivano dei fondi, naturalmente fondi della mafia, che risollevano le sorti di queste aziende, ma che naturalmente le legano vita naturale durante a questi interessi naturalmente mafiosi. Di mafia e organizzazioni criminali si parlerà questa sera a Treviso alle ore 20:30 all'Hotel Ca del Galletto. Tra i relatori della conferenza voluta dall'europarlamentare dell'Italia dei Valori Andrea Zanoni, il professore Enzo Guidotto, presidente dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso.